Collega i quartieri di Ponte Vigo d'Arzere e Altichiero, periferia nord di Padova, ed è immersa nel verde, in una zona che di verde ne ha poco, eppure la pista ciclopedonale si presenta malissimo, erbacce, segnaletica quasi cancellata, ma soprattutto rifiuti, tanti rifiuti, centinaia di sacchetti, lattine, residui di cibo, oggetti di plastica. Difficile pensare che i cittadini la usino volentieri, senso di abbandono, insicurezza e sporcizia scoraggiano molti. Qui è evidente che siamo di fronte a un letamaio. Allora, cari amministratori di Padova, ma cosa aspettate a venire a sporcarvi le mani e anche le suole e le scarpe, a venire a vedere in quale stato siamo ridotti? È una cosa vergognosa. La richiesta dei residenti di Ponte Vigo d'Arzere è quella di aprire un tavolo tecnico sul rione per avviare la manutenzione straordinaria ma anche ordinaria su marciapiedi, strade, zone verdi. Questa è una strada frequentata da anziani, giovani, bambini e ciclisti. Sarebbe illuminata e immersa nel verde ma non lascia tranquilli i passanti. Ci mancava pure questo letamaio a cielo aperto, una discarica a cielo aperto, dove si vede chiaramente che ci sono persone che fanno i loro sporchi comodi, va bene, qui probabilmente ci sono attività illecite, sia di giorno che di notte, va bene, ci sono persone, mi hanno segnalato, che hanno paura, va bene, non riescono più ad attraversare questo tratto qui. E così occorre al più presto pulire gli argini, riparare le staccionate, raccogliere l'immondizia e aumentare i controlli della polizia locale e quindi la sicurezza di questa parte della città.